io facevo il disc jockey, no? Avevo iniziato da qualche anno a lavorare nei villaggi turistici come DJ. L'allora capitano della nave dove io fui imbarcato dopo il CAR avevano organizzato a La Spezia un mega evento dove c'erano tutto l'ammiraglio, eccetera, eccetera. Si resero conto che gli mancava un disc jockey, ci mancava qualcuno che mettesse la musica. Allora il capitano guardò sul mio librettino e professione DJ, e questo mi disse: senta, la Bozzetta, lei fa il DJ nella vita? Ho detto sì, faccio questo lavoro qua. E sarebbe disposto a mettere i dischi alla festa che facciamo fra 2 settimane? Ho detto ma certo che sì. Allora va bene, lo faccia lei. Cosa le serve? Mi serve l'impianto, ma soprattutto mi servono i dischi. E i dischi come facciamo a procurarceli? Guardi, li ho io. Se lei mi manda a casa, prendi i dischi e ritorno. Le do 3 giorni di tempo, vada a casa, prende i dischi e ritorni. Tornai e feci questa serata sulla nave, una nave Indomito, che era una fregata anche molto grossa, e qui ci fu una serata bellissima dove io mi divertii in realtà, e quindi pensai immediatamente: ma se questo saranno i miei 18 mesi, tutta la vita voglio fare il militare.